Io non voglio rompere le scatole, né al candidato Zaia, né al candidato Lorenzoni, né ad altri. Noi diciamo, noi ci siamo e abbiamo fatto questa fatica incredibile per dare voce ai tanti veneti che non si riconoscono in nessuno di questi due schieramenti, per dargli un'alternativa. Eccola l'alternativa di Simonetta Rubinato, già sindaco di Roncade, più volte parlamentare, prima con la Margherita, poi con il Partito Democratico, fino all'addio non senza strascichi dell'anno scorso. È lei l'outsider di queste elezioni 2020 con la lista Veneto Simonetta Rubinato per le autonomie, proprio quell'autonomia che lei stessa rivendica come battaglia di tutti, questione anche matematica. Il presidente Zaia prese nel 2015 1 milione di voti. Tutti i partiti insieme presero nelle elezioni del 2015 1.800.000 voti, i sì al referendum sono stati 2.200.000. Vuol dire che è una domanda dei veneti. Nel frattempo, proprio dal fronte zaiano, è arrivata anche una prima contestazione sul simbolo. I rappresentanti della lista del presidente Zaia contestano il logo della mia lista presidente, presumo per qualche somiglianza, ma non so il merito del contenuto. In attesa di capirne di più resta la madre di tutte le battaglie, quell'autonomia che già nel 2013 Rubinato chiedeva a Roma, suo l'emendamento sull'autonomia differenziata, poi ripreso in parte dalla Corte Costituzionale come base giuridica del referendum del 2017. Rappresento un progetto con la mia candidatura e con la mia lista che è un progetto di autogoverno del Veneto in una Repubblica federale, in un'Europa delle autonomie. Non solo l'autonomia come obiettivo, autonomia responsabile, ma anche l'autonomia da decisioni che vengono prese oggi per i partiti a Roma o a Milano per andare incontro ai bisogni e alle domande dei veneti.